Ed eccoci nuovamente in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione. Siamo ancora insieme, lo saremo fino alle ore 14, così da oggi in poi ci ritroveremo alle 12, nuovo orario, dalle 12 alle 14 saremo insieme e stiamo ancora a parlare di questa giornata, che è una giornata di lutto nazionale, una giornata in cui stiamo a parlare di quello che è avvenuto in Emilia-Romagna, ma soprattutto siamo a chiederci da dove ripartire. Lo facciamo insieme all'onorevole Giancarlo Galan, già ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei e ben ritrovato su queste frequenze, onorevole. Lo so, per un'occasione brutta però, Sì, è quasi meglio parlare di politica, anche se anche lì le gioie non ci sono di sicuro. Io sono angosciato anche perché questo terremoto è vicino a dove abito io, la Bassa Padovana, vicino a est, quindi l'abbiamo sentito benissimo, ho capito l'angoscia e poi è una tragedia nazionale per i danni esatto. psicologici, morali e anche materiali. Lei è stato ministro per i beni e le attività culturali, oltre che ministro per le politiche agricole. Ci sono due aspetti in Emilia-Romagna. Da una parte quello culturale con l'ultimo crollo, quello che abbiamo raccontato oggi con la torre dell'orologio, la torre di Novi, crolli a livello ecco, strutturale di monumenti, di simboli addirittura di alcune città, e dall'altro canto c'è tutto l'aspetto invece economico relativo al commercio, perché tutti conoscono l'aceto di Modena, tutti conoscono il grana padano, il parmigiano, insomma si sta facendo un po' la corsa anche all'acquisto per solidarietà, ma non si sa ancora se l'acquisto sarà possibile. Ecco, da qui come fare a far ripartire l'economia? Guarda, ci sono due immagini che descrivono bene, al di là dei morti che aggiungono il fattore tragico a questa vicenda, ci sono due immagini che descrivono bene i danni materiali. Una è l'immagine della torre dell'orologio che non c'è più, e l'altra sono quelle forme di parmigiano reggiano, il miglior prodotto del mondo, che viene distrutte, cadute una Mm. sopra l'altra, spaccate, devastate. Ecco, queste due immagini ci danno bene l'immagine, ci danno bene il senso di quello che c'è da fare, ripartire subito. Io non credo che per il parmigiano, per il grana padano ci possano essere soverchi problemi per una gara di solidarietà, perché è il prodotto più buono, è l'alfiere del Made in Italy nel mondo, e quindi spero che sia casomai l'occasione per vendere, per far conoscere al mondo quello vero, che è quello che si produce Sì. lì in quelle zone insieme all'aceto. E quanto ai beni culturali, sono sempre quelli più esposti, e lì c'è da ripartire immediatamente. Lì sì, serve una gara di solidarietà immediata per ricostruirli, perché quelli sono la ricchezza della nostra nazione, lo saranno per sempre se li sappiamo difendere. Certo, assolutamente, anche perché il patrimonio collettivo è fatto di ricordi, è fatto di persone, è fatto anche di Eh, culture. È il patrimonio che tutto il mondo desidera venire a visitare, è il patrimonio che ci rende unici nel mondo, è il patrimonio, quello culturale, che ci darà da mangiare per i prossimi 100, 200, 300, 500 anni. Sì. È il patrimonio sul quale dobbiamo costruire le nostre fortune, perché nessun altro nel mondo ha qualcosa del genere. Esattamente, insomma, ripartire da qui, ripartire con coraggio e ripartire con determinazione. E in tutto questo la politica? La politica io spero che faccia la sua parte, e credo che la politica abbia come sempre un compito, quello di non intralciare quantomeno la volontà di ricostruzione che c'è e che si è vista in altre occasioni drammatiche come questa. Si è vista in Friuli, che è stato ricostruito con una gara esemplare di generosità, si è visto in occasione di tante altre tragedie naturali, tante altre sventure naturali. Ecco, la politica ha un ruolo: non ostacolare quelli che vogliono fare e fornire gli aiuti necessari, perché qui si tratta del patrimonio nazionale.
Esattamente. Onorevole, noi siamo a ringraziarla come sempre della sua disponibilità e della partecipazione nel nostro programma. Siamo ad augurarle anche un buon lavoro e una buona giornata. Io spero che ci sia ancora una volta in Italia, perché ci sono stati, che ancora una volta ci sia un esempio di come si ama il proprio paese e di efficienza e generosità. Non ho dubbi che ci sia, in Emilia in particolare. Assolutamente, questo ci sarà senz'altro. Intanto, onorevole, le rubo soltanto un secondo perché abbiamo letto adesso sul sottopancia di Sky G24 di una proposta del ministro Severino e la proposta è di utilizzare i detenuti per cercare di incentivare la ricostruzione delle aree terremotate, quindi insomma mettere delle competenze e anche dare ai detenuti la possibilità di lavorare. Mi pare così, rispondo da chitto, rispondo così improvvisando un po', mi pare una buona proposta. Speriamo che non ci sia qualche stupido come sempre che la confonda per qualche lavoro forzato, perché Insomma. sarebbe per davvero una tristezza. Ma io credo che offrire ai detenuti una possibilità di riscatto aiutando chi ne ha bisogno mi sembra che sia una buona opportunità. Assolutamente, onorevole, grazie. A voi, arrivederci. All'onorevole Giancarlo Galan, Presidente della Regione Veneto, Ministro delle Politiche Agricole, Ministro dei Beni Culturali, deputato del Popolo della Libertà, appunto, presso la Camera.